Una di quelle partite che difficilmente si dimenticano sia da una parte che dall'altra e che ogni giocatore vorrebbe giocare e vincere, una partita insomma che alla fine valeva più di 2 punti. È stata questa l'atmosfera che ha vissuto il pubblico di Milano dopo la vittoria dell'Urania contro la Fortitudo Agrigento per 127-121. Dopo il secondo tempo supplementare, un risultato degno di una gran partita di NBA, un risultato che raramente si vede nella pallacanestro italiana, e le due squadre non si sono risparmiate dall'inizio alla fine. La Fortitudo Agrigento parte subito forte con infiltrazioni in tutta la difesa avversaria. Il coach Villa cerca di dare la carica ai suoi giocatori, ma la squadra del coach Cagnardi non sbaglia un colpo e dimostra di avere un giropalle e una gestione del campo degna di una prima posizione di campionato. Il divario aumenta fino a 14 punti prima di una brutta palla persa e 3 contropiedi che riportano a Milano sul -7. Il primo parziale si chiuderà sul +11 per la Fortitudo Agrigento e questo culla un po' i siciliani. Milano quindi rialza la testa grazie a una prestazione superlativa di Amato, al quale risponde Lorenzo Ambrosini in formato gigante a fine partita. I punti segnati da entrambi saranno rispettivamente 41 e 37, netta parità a metà partita, a dimostrazione del fatto che entrambi sono a pari punti in classifica, ma nel terzo parziale la partita prende una svolta. Milano supera Agrigento che con fatica cerca di non perdere il treno per la vittoria, ma un fallo antisportivo di Montano riscalda il match e le due squadre iniziano a innervosirsi non poco. Quindi viene espulso ed Agrigento riesce a riportarsi in avanti, ma nel momento decisivo sbaglia più volte. Il colpo del KO e Milano non perdona. Nonostante le esplosioni di Potte ed Ebeling, la squadra di Cagnardi non riesce a dominare il match e con grande cuore Milano la fa sua la prima del pareggio dei 3 punti di Alessandro Grande, prendendosi la squadra sulle spalle ancora una volta e tirando da posizioni improbabili. Chiuderà il match con 22 punti, finisce 93-93, si va quindi ai supplementari. La Fortitudo perde per eccesso di falli, Francis Chiaristella, Costa e Negri. Il piccolo vantaggio viene neutralizzato, il match diventa sempre più psicologico che fisico. La Fortitudo paga a caro prezzo i troppi errori nei tiri liberi con un 65% di realizzazioni su 52 tiri totali, un dato che nel finale non permette l'aggancio, e le triple di Amato stendono definitivamente Agrigento che nonostante l'ennesima tripla di Grande non riesce più a recuperare il match a Milano e vince uno storico match per 127-121. Adesso si ritorna al Palamoncada per il match contro la capolista Cantù e Agrigento, dopo le 2 sconfitte esterne, inizia a perdere terreno dalle prime in classifiche. Intanto sentiamo il commento positivo verso la Fortitudo e il coach Cagnardi, che arriva proprio dal coach dell'Urania, Davide Villa. Sicuramente c'è stata molta partecipazione e ci ha aiutato a restare in partita, quindi sicuramente molto emozionante, una partita come avevamo detto che valeva tanto per lo scontro diretto che era. Devo dire che l'ho detto anche a coach Cagnardi, mi piace, sarei molto contento, ma credo che sia una squadra che sta facendo un campionato grandissimo, la reputo la rivelazione del campionato, quindi spero veramente che possa confermare quanto di buono sta facendo. Ovviamente spero che arrivino dietro di noi, però che arrivino subito dietro di noi va benissimo, quindi i complimenti, ma non per quello che si è visto oggi, per quello che stanno facendo, perché anche loro comunque hanno la rotazione a 7 senior e siamo tra le poche squadre a ruotare a 7 senior, quindi tanto valore di questa fascia, ovviamente intendo, certo. Tanto valore a quello fatto. Poi una partita comunque con tanti errori, potevamo far meglio, però hai ragione tu, cioè oggi ci portiamo dietro più le emozioni che la tecnica e altro. Ogni tanto è giusto anche così.